Veneto Green Cluster è la rete innovativa riconosciuta dalla Regione Veneto che si occupa di recupero delle risorse intese come materie prime seconde, end waste, oppure energia. Da dove? Dai rifiuti. Intendiamo sviluppare ricerca e tecnologie per recuperare il più possibile risorse, che sono materie prime e energia, dai rifiuti speciali, quindi dai rifiuti del comparto produttivo. Vogliamo replicare quello che 30 anni fa è stato un successo della Regione Veneto nell'ambito dei rifiuti urbani, che è riuscita a smarcarsi rispetto a tutta Italia e tutta Europa, avendo degli indici di recupero molto interessanti che adesso ci fanno vedere alle vette praticamente delle classifiche. I comuni ricicloni sono i comuni del Padovano, del Vicentino, del Veneto in generale, e arrivano fino all'80% e superano l'80% di recupero delle risorse. Con Veneto Green Cluster verrà sviluppata la ricerca con Università di Padova e istituti privati e pubblici di ricerca e aziende del settore per arrivare a recuperare risorse dai rifiuti. E questa è una cosa che aiuta l'ambiente sicuramente e aiuta anche il tessuto produttivo veneto, perché riuscirà sicuramente in questo intento a recuperare più risorsa dai rifiuti. C'è un progetto che è il progetto più ambizioso, quello di creare una borsa del recupero, cioè l'incontro fra domanda e offerta, quindi fra problema e soluzione del recupero delle risorse. Quindi sostanzialmente verranno individuati e studiati varie tecnologie per recuperare degli scarti industriali. Quando ci sarà la tecnologia più appropriata e i processi verranno codificati, ci sarà la possibilità di riutilizzare dei rifiuti che oggi vanno comunemente in discarica.